Pallone in mezzo e poi un attimo di parapiglia, ma adesso può ripartire la Folgore Castelvetrano che è buona. Buon pallone intercettato, poi Tarantino prova a rimettere in mezzo il pallone, poi acrobazia e si sblocca la partita con un gesto incredibile da parte del Castellammare. Prova a servire Ba, ci riesce. Ba che si appoggia al compagno, che prova il tiro e pallone che va a sbattere sul palo. Si alza la bandierina, ma altra grande azione del quinto di questo match. Battuto verso Musso, poi pallone che entra dentro, raddoppia Musso. Colpo vincente, va a abbracciare Mister Mione con cui aveva parlato poco prima della battuta del calcio d'angolo. Poi batte subito Tarantino in modo da prendere di sorpresa le difese del Castelvetrano. Poi spizzata di testa da parte di Capitan Caronia. Scatta tra i piedi di Lima. Ancora Lima che si appoggia a Bianzen, che si trova a tu per tu con il portiere e poi viene deviato il pallone. Battuto ancora una volta il calcio d'angolo, pallone che però rimane lì e poi tentato il tiro da parte del numero 8 Diallo che va via, che arriva adesso in corsa presa, punizione battuta che però non inquadra lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto, poi spizzata di testa e pallone che viene salvato. Va per il lancio Lo Bosco, mette in mezzo, poi pallone che viene colpito e poi scheggiata nuovamente la traversa da Ba. Altra grande occasione per il Castellammare. E fino ad ora le interruzioni in questo secondo tempo non sono state tante. Nel frattempo batte Musso, pallone che rimane lì e poi arriva il secondo gol. Doppietta personale per Adamo. Tentato il tiro da fuori area, facile tra le braccia di Di Paola. Poi scambia con i compagni. Lancia lungo Vianson e poi tentato il tiro